Questione lavoro? Questione lavoro, un invito a tutti i giovani, ma anche ai cinquantenni, di darsi da fare, non aspettare che arrivi sotto l'albero di Natale magari una proposta di lavoro, ma continuare a cercare, fare formazione, informarsi, fare corsi, e cercare di dare il massimo davanti agli imprenditori, dimostrando la voglia di fare, semplicemente questo. E poi c'è una grandissima... bande si dice scussai come don. Sì, e poi c'è una grandissima altra opportunità, soprattutto adesso, che è un mercato da 180 miliardi a livello mondiale, che è quello del passaparola. E a questo proposito, a lei, signor Omar, che ha una certa passione per la buona cucina, le chiedo, si ricorda di un buon piatto mangiato ultimamente? Sì, 3 giorni fa per un servizio per la televisione. Ha fatto pubblicità a qualche amico? Certo. Esistono delle aziende, proprio in questo mercato, quello del passaparola, che pagano la pubblicità che viene effettuata. Ed è un sistema che funziona, congegnato ancora negli anni 30 e che sta dando grandissimi risultati, grandissime opportunità in questo periodo. In Friuli onestamente la vedo un po' dura sta cosa. Eppure sta funzionando. E io da ex benzinaio adesso faccio quasi solo questo. Lei fa solo questo, insomma, sa dare il carburante giusto. Sì. Un'azienda tra l'altro friulana per la prima volta al mondo, un'azienda che opera in questo settore. Bene, grazie a Fabio Tribos per la sua partecipazione. La linea torna a Pordenone al direttore. Grazie Omar, invece noi con Luigi Gambellini di